sicuramente l'ambiente del gioco. Lavat. La battuta di Janson non aveva alcuna intenzione di vedere nessuno, certamente il fondo così sconnesso talvolta cambia le direzioni della palla che naturalmente essendo più leggera, imprimendo molta forza, tende poi ad avere delle difficoltà nella impostazione di battuta. È stato fischiato un penalty a beneficio della formazione Polo Cremascola. Alcun problema per la formazione Polo Cremascola che dalla grande direttamente del suo presidente Uwe Zimmermann realizza il quarto gol per questa finale primo e secondo posto. Riprende quindi dalla battuta di Lucas, lo incontra e Gonzalo Janson realizza il quarto gol e quindi la possibilità di pareggiare questo inizio di confronto valido per il primo e secondo posto. Janson becca in direzione di Renate, viene intercettato da Lucas Lavat, Lavat batte palla in prossimità della linea di fondo, becca di Janson in direzione di Renate Seidler, back di nuovo di Lavat, palla che resta sulla linea di fondo, in prossimità della linea di fondo, un sottocollo e palla che oltrepassa la linea laterale. Riprenderemo quindi con un throw sulla linea centrale. Battuta di Lucas Lavat. Janson hits it. Play! And they go to one strong in midfield. They're now there on the ball. They go back. And Janson goes back to the ball. Bouillet. And Lavat gets it out and makes it so Lavat the next shot to finish to the Uwe's horse helping along. And the last one got caught in another horse. And Lavat and Bouillet, they move it back. And Renate Seidler, Renate lost it there. And went onto the roof of the marquee, throwing. Palla che carambola sullo zoccolo di Renate Seidler e quindi finisce oltre la linea di fondo. Throw-in per Uwe Zimmermann che si impossessa della palla, la sua battuta viene ribattuta. Philipp Zimmermann non aggancia ma è Janson che viene bloccato all'altezza delle 15. Fischio del referee. Throw-in, Lavat si possessa della palla, è in addirittura perpendicolare ma è Renate che riesce nella discesa. Uwe Zimmermann è scippato letteralmente da Janson bloccato lo back di Lavat, Uwe di nuovo in posizione di palla largo sulla porta, tentativo di sottocollo, non aggancia, battuta
nuovo sulla centrale del campo, la battuta, manca la battuta, ma è Uwe Zimmerman sulla palla, Iarzoni ancora, Arazzino esce dal contrasto, sottocollo e palla che carambola sullo zaccone del cavallo oltrepassando la linea di fondo e quindi rimessa al throw-in laterale da parte del referee Peppe Rigola.